Buon pomeriggio amici e amiche, amanti di Sportissimi, vi chiediamo scusa per i primi minuti, i 60 secondi che ci siamo persi questa partita, perché i tecnici purtroppo non hanno permesso di iniziare la diretta in tempo, era puntuale, ma vi raccontiamo quello che è appena successo con l'occasione per il Punta Vuglia che adesso calcia verso la porta 2 volte allo buio, si supera questa volta, una grande parata, poi Darica la difende. Il quintetto iniziale di mister Lo Piccolo presenta Marretta, Darica, Lo Buio tra i pali, Tuzzolino e poi lì davanti il numero 9, Alfonso Adami, che in precedenza aveva recuperato anche una grande palla. Adesso invece cerchiamo di capire chi sono i 5 titolari del Punta Vuglia. Vediamo con la maglia numero 3 Filippo Leto come centrale difensivo, poi davanti con la maglia numero 9 Andrea Marchese, e poi Paolo Serio con la 24 e col numero 11 invece vediamo Giuseppe Poma. Darica punta la difesa, poi si ferma, sterzata, solita giocata del giocatore, poi Adami fa sportellate con 2 difensori, ma palla finisce in rimessa laterale, primi palloni per il numero 9 assente negli ultimi match per un piccolo infortunio. Adesso è tornato tra i convocati, è tornato nel suo ruolo. Guardiamo sempre la palla, noi abbiamo la palla come riferimento. Leto, Poma, ancora Leto, scambio con Serio, ottimo il pallone di ritorno, poi Marretta in anticipo, rimessa laterale per il Punta Vuglia Bagheria, che adesso, guardando un po' le statistiche, guardiamo la classifica, perché il Palermo Calcio 5 si trova con 4 punti all'8° posto in classifica, non si può dire lo stesso per il Punta Vuglia con soltanto 1 punto al momento, trovato tra l'altro nell'ultimo match, pareggiato 2-2 contro gli 89ers in questa adesso 5ª giornata di campionato. Il dribbling da parte di Poma che calcia verso il centro della porta, poi la tocca Tuzzolino. Darica vede il compagno, non lo serve, va dall'altra parte da Adami, spazio però è chiuso. Poma, Serio, ancora Poma, poi Marchese. Adesso un po' di tiki-taka da parte della squadra ospite che sa quanto può essere complicato questo campo. L'ultimo uomo invece sarà Adami che sta controllando il pressing, poi applausi. Rimessa per Darica, Marretta, il capitano, adesso Tuzzolino, può partire il numero 6, vediamo se crea una delle sue solite giocate, va dall'altra parte Darica, punta la difesa, poi ci ripensa, la difende anche per la pressione da parte di Serio, ma lo salta, poi il raddoppio di Leto, ma è tutto regolare. Adami può puntare la difesa, Adami il dribbling, ma Poma decide di non fare passare l'attaccante numero 9 che adesso viene battuto anche velocemente questa rimessa laterale. Darica non aveva capito, forse è ancora un po' dolorante dopo l'intervento precedente, il contrasto di gioco. Leto, Poma, sicuramente uno dei più importanti di questa squadra, fascia da capitano al braccio per lui. Serio, si ferma, torna dietro, c'è sempre Leto, Adami chiama la pressione, poi Marchese, buono qui il lavoro, Serio dall'altra parte, Poma al centro per Marchese, poi super Lo Buio, occasionissima del Punta Vuglia Bagheria, azione perfetta con Marchese che si era trovato davanti il portiere, ma un grandissimo intervento ha sventato l'occasione per il Punta Vuglia Bagheria che è andata vicinissima al gol. Darica per Adami, poi l'intervento perfetto da parte del portiere in anticipo. Si tratta di Teodoro Lo Piparo con la maglia numero 1, è stato bravissimo qui a anticipare anche Adami. Il gioco al momento è fermo, sarà quindi calcio di punizione, intervento irregolare da parte del Palermo Calcio 5. Poi Marchese lotta, lo scontro contro Marretta, vedremo probabilmente tante volte questo scontro in questa partita. Leto fa salire i suoi, Serio, poi si posiziona sul lato di sinistra, Marchese il dribbling contro Adami che con una bocca qui da terra riesce anche a recuperare palla. Darica allarga il gioco per il Tuzzolino che riesce a centrare la palla al centro, poi Adami lotta e da terra addirittura l'intervento di Serio, ma è calcio di punizione, fallo di Alfonso Adami che è un po' incredulo. Non credeva di aver commesso fallo, ma il direttore di gara lo ha fischiato. Poma
Marchese sfida il suo avversario, si torna dietro. Poma, poi si appoggia dal compagno. Marchese, toccato tanti palloni il numero 9. Poi Leto si inserisce il numero 9. Poma, serio, un buon inizio qui del Puntavuti a Bagheria, che si trova con soltanto un punto in classifica. Scorso anno nel campionato di C2 sono riusciti a approdare in questa nuova categoria. Il dribbling di Leto che serve il compagno, poi palla ancora di ritorno ma sbagliata per l'ottima pressione di Adami qui su Leto. Sarà infatti rimessa laterale per il Palermo Calciacirco con Darica che si fa vedere avanti al minuto 7 di gioco. Marretta, Tuzzolino, Adami, cross al centro, senza troppa costanza qui il passaggio da parte di Alfonso Adami, che ha cercato i compagni al centro, non ha trovato nessuno, e reazione ancora Puntavoglia adesso. Poma, serio, punta la difesa, c'è il taglio da parte di Leto, non lo serve. Poma allarga lui il gioco, Marchese può puntare alla difesa. Ancora Marchese sul suo sinistro, allarga il gioco, aveva toccato Adami ma non è bastato per il possesso, il tiro con Serio che la devia ed è rimessa dal fondo. Lo Buio comunque era prontissimo a intervenire. Nel frattempo Mineo si sta riscaldando sempre di più, probabilmente sarà lui il primo cambio. Vediamo anche Sgarlata, e infatti Mineo leva anche la pettorina, sarà lui il primo cambio al posto di Alfonso Adami. Darica sbaglia il tocco, Leto intercetta, poi salta anche Darica, il tocco centrale verso Marchese che poi fa appoggiare sul compagno. Poma, azione adesso per il Puntavoghi a Bagheria che può avanzare. Leto, sterzata, Darica non vuole lasciare il pallone. Poma, chiudiamo il centro sempre. Lo Piparo. Ora Marchese, la pressione da parte di Tuzzolino, riesce anche a passare, ma lo fa in maniera irregolare perché viene fermato con strattonata. Nel frattempo fuori Adami, dentro Mineo. Adesso il primo cambio per il Palermo Calcio a 5 con il numero 12 che si posizionerà in versione pivot, con Darica e Tuzzolino che invece si sono scambiati di posizione. Darica che aveva cominciato sul lato di destra, adesso gioca a sinistra. Poi Marretta in anticipo viene completamente abbattuto dal suo avversario, ma è tutto regolare. Stretta di mano immediata con Leto. Darica può puntare il numero 21, punta la difesa, si fa vedere Mineo che adesso infatti lo serve. Centrale Marretta, Tuzzolino con l'esterno, Serio fa un'ottima guardia, chiude infatti il possesso. Marretta, Darica, passo da parte di Darica che vede Mineo con la punta. Ci ha provato, occasionissima, la prima più importante per il Palermo Calcio a 5 al minuto 10 di gioco, capitata tra i piedi di Fabio Mineo che non ha trovato la porta, ma grande azione del solito Darica che aveva servito il compagno praticamente in posizione soltanto di calciare verso la porta. Tiro di punta c'è stato, ma tanta sfortuna per lui. Darica, si cercano le giocate proprio dai piedi del numero 21, classe 2001. Sterzata, vuole il centro del campo, viene fronteggiato dal neoentrato Salvatore Poma. È entrato al posto dell'altro Poma. Poi Darica dialoga con Tuzzolino, si torna dietro, non vuole rischiare nulla. Marretta, Mineo, Tuzzolino, Darica la controlla molto bene, poi Mineo ma si addormenta perché c'è l'ottima pressione da parte di Marchese. È entrato molto bene in partita il numero 9, è partito dai primi minuti. Poi il rilancio offensivo così verso la nostra postazione. Sarà rimessa laterale per il Palermo Calcio 5 con Sgarlata che adesso si leva la pettorina. Sarà lui il prossimo a entrare, vediamo al posto di chi. Forse al posto di Darica o al posto anche di Tuzzolino. Lo stesso Tuzzolino infatti sbaglia il tocco. Saremo là, restiamo alti là. Dai. Terzo in mezzo. Sarà rimessa laterale con il Serio che si appoggia rapidamente da Leto. Poi l'inserimento centrale, ma la palla è di Lo Buio. Darica, può partire il numero 21 con le sue solite progressioni. Doppio passo, vuole il centro del campo, non lo trova. Poi si ferma, sterzata, e si appoggia elegantemente su Fabio Mineo che adesso
Scarica sul capitano Marretta, poi di prima Tuzzolino, Daricca, giocano molto bene adesso i giocatori del Palermo. Poi la sterzata, Daricca vuole la sua giocata, il dribbling sul diventato Poma, che però non lo vuole fare passare, 2 volte la tocca, è rimessa laterale, ma sempre Daricca il più vivace dei suoi. Gira sta palla, che c'è? Centrale, Tuzzolino sbaglia il tocco verso Mineo, intercetta Serio, adesso Leto, si fa vedere Marchese, ma dall'altra parte viene servito Serio che può puntare la porta, Serio contro il portiere, calcia con la punta. E qui ottimo Lobuio che non rischia nulla, non vuole andare a bloccare la palla, concede infatti il calcio d'angolo e adesso occasione per il Puntavuglia. Con questo calcio d'angolo si perde qualche secondo anche per prendere un po' di fiato probabilmente. Serio, è uno schema, Leto ancora su Marchese che però è fuori dal campo con i piedi, infatti la palla termina in out. Daricca col tacco su Mineo, Marretta, però no, qualche schema qui Daricca non riesce a girarsi, al momento lo stanno arginando molto bene Daricca, soltanto in un'occasione non ci sono riusciti con il tocco di mano vistoso da parte di Leto. Sarà quindi calcio di punizione con il cambio fuori Daricca, fuori dentro Sgarlata, il cambio che avevamo effettivamente annunciato poco prima. Adesso deve un po' riposarsi Daricca. Sarà quindi calcio di punizione, sul punto di battuta c'è Marretta, Fabio Mineo invece rimane a rimorchio con Tuzzolino dietro e invece dentro l'area di rigore c'è Sgarlata appena entrato, che però si allarga, quindi libera forse una conclusione da parte di Capitan Marretta con lo Piparo comunque tra i pali. È uno schema, Mineo, ottimo qui l'aggancio, Mineo con la punta, paratissimo e poi ancora una volta 2 occasioni super per il Palermo calcio a 5, ottimo lo Piparo, ma grande schema con Mineo che qua con una finta di corpo praticamente battuto il suo avversario, poi l'intervento di Mineo da ultimo uomo, calcio di punizione, cartellino giallo, sembrava potesse essere entrato sul pallone ma il direttore di gara molto sicuro dei suoi mezzi, dice di fatti che c'è stata un'irregolarità, calcio di punizione, intervento irregolare di Mineo sul suo avversario, sarà quindi calcio di punizione importante con Marchese che sistema la palla, ma c'è anche Leto che adesso la sta controllando per sistemarla, quindi potrebbe battere proprio il numero 3 a colloquio con Marchese. Siamo a 5 falli, 14 minuti. Dopo 14 minuti sono 5 falli del Palermo calcio a 5, partita molto tesa, abbiamo visto già diversi interventi, adesso si rischia veramente di vedere dei tiri liberi praticamente fin dai primi minuti. Va Leto, Filippo Leto con la maglia numero 3, vice capitano di questa squadra, che è il capitano Giuseppe Poma, che al momento è in panchina. Va Leto col sinistro, allunga lo buio, va Leto e poi la botta terrificante, parata col petto, non ha subito nulla, neanche la conclusione così tanto potente di Lobuio che è stato bravissimo qui. Leto, uno dei più attivi da parte del Puntavuglia Bagheria. Serio, alza quest'ottima palla per Marchese, delizioso l'aggancio, poi viene fronteggiato da Marretta, ma è tutto regolare, grande intervento del capitano che poi il gioco si continua, poi la conclusione con la punta di potenza, poca precisione ma non trova la porta, ma è rimasto a terra Sgarlata dopo il contrasto con Poma. Si tocca infatti la testa Sgarlata, il gioco deve essere interrotto subito. Sta per entrare nel frattempo Russo, che probabilmente si schiererà come pivot con Mineo che si allargherà se Sgarlata chiaramente lascerà il campo. C'è anche Lupo che ancora non è entrato in campo. Il gioco al momento è fermo per consentire. Sgarlata ha sbattuto la testa, quindi deve essere chiaramente medicato, ma rimane in campo comunque. Invece no, perché entra Russo al suo posto, quindi rimane in panchina Sgarlata dopo la botta presa. E invece no, perché sta rientrando, quindi tutto a posto per Sgarlata. Infatti lo vediamo qui sotto i nostri schermi.
centrale, Mineo, ottimo qui l'aggancio con la suola, poi palla secondo palo per Bongiovanni che calcia, è entrato lui invece. Torna giù Fabio. Leto, Senza fare linea, senza fare linea. Poma, le finte di corpo, poi Scarlata lo punta, non lo vuole fare passare, Poma ancora, il campo è terminato. Tanto entra Lupo fuori Marretta, cambio tattico che fondamentalmente non fa cambiare nulla perché è centrale per centrale. Per Lupo un gol in coppa contro il Cus Palermo, gol che sbloccò la partita del Rosanero. Sgarlata. Ora poi aggressiva. Il driving, Bongiovanni, sembra essere in partita per Sgarlata! Tocco perfetto! Morbidissimo, ma appena entrato Bongiovanni ha cambiato questa partita! Le urla! E poi il gol di Sgarlata che si è assolutissimamente ripreso dopo la botta precedente nella testa. L'ha toccata quel poco che bastava per spedire la palla in rete, ma azione perfetta di Danilo Bongiovanni che fa vedere perché la maglia numero 10 è la sua. Grande giocata col mancino, ha servito il compagno con la punta, forse Sgarlata l'ha toccata quel poco che bastava, anticipa lo Pipero ed è il gol dell'1-0 per il Palermo Calcio a 5 che parte in vantaggio, arrivati al minuto 18 di gioco dopo una prima fase di stallo col punta Vuglia che forse aveva creato anche un po' di più, poi palla al secondo palo, poi ancora 2 volte e lo Buio dice di no. Sgarlata, le finte, sterza e si appoggia da Lupo. I cambi di mister Lo Piccolo hanno funzionato alla grande, possiamo anche dire. Sgarlata, Bongiovanni di prima, ancora il numero 30, anticipa Leto. Non deve fare fallo qui Sgarlata, ricordiamo sono 5 gli interventi già irregolari da parte del Palermo Calcio a 5. Al prossimo sarà tiro libero, non possono rischiare chiaramente questa 12 minuti mancanti. A fine primo tempo non fate affidamento chiaramente al mascherino che è presente nella diretta perché la partita in realtà è 2 minuti avanti. Adesso provvediamo subito a modificare così da non indurre più nell'errore. Adesso è corretto, minuto 19 di gioco. Lupo c'è dal posto di Marretta. Sgarlata centralmente, vede Mineo che può vedere il compagno, lo serve con l'esterno, chiude benissimo Leto ma si appoggia qui da Bongiovanni che allarga il gioco. Lupo non rischia la giocata, si appoggia infatti su Mineo che non arriva sul pallone, chiede comunque scusa al Lupo. Sarà rimessa laterale per il punta Vuglia ma cambio fuori Toma dentro con la maglia numero 20, vediamo subito il nome, entra Salvatore Martinez, classe 2007, già presente rosa di C1. Leto, Martinez che accompagna al centro, da terra Lupo, non bada allo stile, mette con questa palla in calcio d'angolo, parte Martinez, Leto, palla di ritorno, Martinez calcia con la punta, tanta personalità per il ragazzo classe 2007. È stato inventato in campo anche Mirko Giordano con la maglia numero 8. Martinez, Leto aggancia deliziosamente col sinistro, poi si torna dal ragazzino classe 2007. Giordano, Leto, non è uscito nemmeno un istante il numero 3, fondamentale nell'assetto tattico del punta Vuglia Bagheria che adesso è costretto a inseguire. Martinez sbaglia qui il tocco, ingenuità da parte del giocatore che però si riesce a salvare. Poi Leto, palla che scorre, Martinez di prima, questa è una buona idea ma viene chiuso dalla difesa del Palermo che si parte in contropiede con Lupo. Lupo guarda il compagno, Mineo aggancia, palla al secondo palo per Bongiovanni. Hanno sprecato tutto qui i ragazzi di mister Lo Piccolo, un'occasionissima qui Mineo forse avrebbe potuto anche calciare per la porta, troppo altruismo per il numero 12 che doveva fare di più. Chiudiamo il centro, Fabio sempre un passo avanti. Poma centralmente, Leto prova a girarsi col sinistro, vede il compagno, pallone sconnesso e viene chiamato anche il time out da parte di mister Lo Piccolo che ha capito forse il momento favorevole da parte dei suoi ragazzi e vuole sfruttarlo per trovare soprattutto il raddoppio, perché si fosse intenzionato in questo istante, il risultato di 1-0. Siamo arrivati al minuto 21, vi faccio vedere qui sotto proprio mister Lo Piccolo, ma vi faccio vedere anche la squadra ospite con il tecnico ha collocato i suoi ragazzi, sta parlando tantissimo con il giovane Martinez, classe 2007, impressionante, vista l'età,
del giocatore giocare già in una categoria così alta come quella di C1 in una partita importante come quella contro il Palermo calcio a 5. Risultato, ricordiamo, 1-0, la magia di Danilo Bongiovanni che ha servito il compagno Sgarlata che con la punta, tocco delizioso, morbido, quel poco che bastava, quella piccola deviazione che ha fregato tutti, ha fregato soprattutto Lo Piparo, perché il risultato è di 1-0 dopo 21 minuti. Adesso ricordiamo anche un dato importante perché il quinto fallo del Palermo calcio 5 è già arrivato da diversi minuti, al prossimo difatti sarà tiro libero. Palermo calcio 5 che vede una sconfitta nell'ultima gara contro il Resuttana San Lorenzo, risultato di 2-1. Invece la squadra ospite pareggiato 2-2 contro gli 89ers. Tuzzolino rientrato in campo. Lupo per Bongiovanni, Tuzzolino, poi scivolata Martinez, la personalità di questo ragazzo. Tuzzolino si appoggia da Andrea Lupo che lancia in avanti Bongiovanni con la testa Martinez 2 volte, poi l'intervento si ferma, Russo lotta con le sue solite giocate, tanto fisico per l'attaccante che adesso si posiziona al posto di Mineo, è entrato proprio per lui. Tuzzolino, la sterzata, Lupo col tacco, Tuzzolino aveva messo anche un po' in difficoltà. Russo, la giocata, ma sbaglia il tocco di Bongiovanni, quindi rimette al laterale per il puntavoce che sta prestando tantissimo adesso. Martinez la controlla, punta la difesa avversaria, poi non rischia, torna dietro da Poma, centrale, deviazione forse, deviazione per l'inizio di gara, sarà quindi calcio d'angolo al minuto 23 di gioco, mancano 7 minuti, anzi 6 minuti e mezzo per essere ancora più precisi. Sarà quindi calcio d'angolo con Poma che guadagna qualche secondo, forse anche per consentire ai suoi compagni di schierarsi alla posizione più ottimale. Poma, vai il tocco, Tuzzolino, Martinez non lo fa passare, poi Russo, il tunnel sul ragazzo, poi Tuzzolino allarga il gioco, palla al secondo palo di Lupo, Lo Piparo mette una pezza, poi lo tocca sul contropiede con Poma che con la punta serve Martinez, in anticipo Lo Buio dice di no. Lupo, Russo, Tuzzolino allo spazio per partire, va centralmente da Russo, poi di prima da Bongiovanni e non perdono il possesso qui. Ottime qui le giocate, è servito Lupo. Lupo, palla per Bongiovanni, che buona l'idea per Russo al centro del campo, poi col tocco di Tuzzolino non perde il possesso del Palermo. Bongiovanni ha cercato una giocata molto leziosa, questa volta è andata molto bene perché Poma va comunque abboccato. Poi in avanti, grande palla per Tuzzolino che ha provato un aggancio volante, ma grande l'idea del portiere. Entra in campo il numero 10 Davide Cottone che si schiera nell'auto di sinistra. Rimane in campo invece Leto che ancora non è uscito. Cottone, primo pallone toccato, ancora Leto, va a girarsi, poi Cottone con la punta, ci ha provato, fa vedere tutta la sua grande esperienza. Lo Buio però ha chiuso comunque il primo palo. Nel frattempo rientra in campo D'Aric. Adesso ci aspettiamo tantissimo da un giocatore della sua classe, ma su quella fascia c'è un giocatore come Cottone che ha vestito la maglia del Canicattì anche in categorie come la Serie B. Insomma, un giocatore di una esperienza impressionante. Forse anche per questo D'Aric è stato schierato in campo, per tentare anche di infastidirlo quanto basta. Cottone fa salire i suoi compagni, la controlla in maniera molto elegante, poi si appoggia da Leto, ancora Cottone, lo sfida D'Aric, Leto, pressione di Russo, poi Serio, cercano l'errore, poi Cottone, l'ultimo tocco favorisce Lupo, si appoggia Tuzzolino di prima, bravissimo qui, esce benissimo il Palermo, poi D'Aric prova la giocata lunga, ma non è riuscito comunque a servire il compagno Tuzzolino. Vieni giù Albi, vieni giù Albi.
La pressione del Puntavuchi adesso è diventata abbastanza importante con il baricentro alzato. Leto, centrale da serio. Poi Leto, poi casca giù ed è tiro libero. Ha resistito tantissimo il primo calcio a 5 senza commettere falli, ma questa volta direttore di gara è sicurissimo. Un'ingenuità da parte di Russo ed entra in campo Giacomino D'Antoni con la maglia numero 25 al posto di Lobuio. Parerà lui il tiro libero. Dalla stazza veramente importante, sta continuando il suo riscaldamento. Guarda in cagnesco il suo avversario, perché Leto batterà questo tiro libero. Russo sta a colloquio con i suoi compagni, dice anche al tecnico di non aver commesso fallo. Il direttore di gara però non è dello stesso avviso. Adesso tiro libero, risultato di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Partita molto bella, tanti contrasti. Difatti il tiro libero è arrivato adesso con Leto che sfida Giacomino D'Antoni alla sua prima parata, possiamo dire, la sua prima occasione di questa partita. Leto sfida D'Antoni, tutto il pubblico sta guardando in silenzio questa conclusione. Balletto batte D'Antoni e pareggia il Puntavuchi a Bagheria 1-1 al minuto 27 di gioco. Esce al campo D'Antoni, rientra Lobuio. È entrato in presa di gol, chiaramente non è colpa di D'Antoni, aveva anche chiuso bene lo specchio, ma c'era un piccolo spiraglio e da lì il pallone di fatti è passato per trovare il gol dell'1-1. E adesso il Palermo Calcio 5 deve stare molto attenta per quanto riguarda i tocchi e soprattutto per quanto riguarda i falli, perché dal prossimo sarà ancora tiro libero. Serio. Cottone punta la difesa, molto tecnico, si appoggia a Leto, toglie il gol dell'1-1. Cottone, palla ancora di ritorno, Leto a seguire i suoi compagni, sempre il numero 3, adesso Serio col tocco di Cottone, col tacco, poi palla al centro e Daricca col petto, può ripartire il contropiede del Palermo. Daricca contro 3 avversari, si complica troppo la vita, poi rischia il fallo, poi il tunnel cade anche giù. Lupo, scontro con Cottone, 2 contro 1, Lupo guarda il compagno, Daricca può calciare, la finta, sterzata, vede il compagno Tuzzolino e la para incredibilmente Leto. Impressionante qui Leto, con la punta Tuzzolino forse un po' troppo sicuro di se stesso. Poi Cottone con il Russo, qualcosa da dire. Occasionista per il Palermo Calcio 5 che avrebbe potuto trovare il gol, un po' troppo sufficienza forse per Tuzzolino. A grandi azioni di Daricca che aveva fatto sedere il portiere, lo pipano. Poi servito il compagno al centro che ha sprecato malamente. Lupo, Daricca punta Serio, le finte di Daricca, solita giocata, riesce comunque a fare passare la palla. Poi il Russo lotta contro gli avversari, il tocco Daricca in anticipo, corre praticamente per tutto il campo Vincenzo Daricca. Cottone non sbaglia il tocco, Leto vede il compagno, Serio può puntare la porta, palla al secondo palo cercata, poi si è tramutata in un tiro. Lobuio comunque attentissimo, batte rapidamente su Daricca. Siamo al minuto 30 di gioco, forse è l'ultima azione. Daricca sterzata, Lupo può calciare, ci pensa forse un attimo, poi si appoggia a Tuzzolino, ancora Lupo, Daricca, le finte di Daricca, poi abbocca il suo avversario, poi torna dietro. Tanta classe qui per il numero 21. Lupo, tocca con la punta, sbaglia, ma c'è stata un'irregolarità perché l'intervento irregolare di Serio sul Lupo. Effettivamente si era sentita anche le urla del giocatore numero 7, forse un pestone. Non è dello stesso avviso Giordano, infatti allontana anche la palla. Sarà calcio di punizione, manca veramente pochissimo, probabilmente sarà anche l'ultima azione. Adesso siamo arrivati al minuto 31. Tuzzolino, grande qui la giocata tecnica, poi Cottone non abbocca, casca anche giù, ma è tutto regolare. Tuzzolino poi getta la palla fuori, sportività da parte di Giovanni Tuzzolino, solitamente su Cottone. Il direttore di gara era molto vicino, non ha infatti optato per il calcio di punizione che significava tiro libero. Tutto regolare. Adesso
Il giocatore è ancora a terra, adesso si è alzato in questo istante Cottone. Palla che verrà restituita chiaramente al primo calcio a 5. Colleto che infatti restituisce il pallone. Applauso, sportività qui in campo. Oggi effettivamente abbiamo visto tanti contrasti duri, ma soprattutto tanta sportività, quello che più importa all'interno di un rettangolo di gioco. Daricca. Tocco per Lupo, aziona Tuzzolino con l'esterno, Daricca prova a girarsi, sterzata Daricca e il gioco può finire così. Il primo tempo termina questi primi 30 minuti di gioco, è stato di 1-1 al gol di Sgarlata. Ha risposto Leto da tiro libero, risultato al momento giusto, equilibrata questa partita. Adesso noi andiamo all'intervallo, ma restate connessi perché c'è ancora il secondo tempo e i secondi 30 minuti.
Siamo tornati live per commentare il secondo tempo della partita tra Palermo Calcio a 5 e Puntavoglia Bagheria, risultato al momento di 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Al gol iniziale di Sgarlata ha risposto Leto con un tiro libero che è arrivato dopo quindi diversi falli da parte del Palermo Calcio a 5, esattamente 6, perché soltanto un tiro libero al momento è stato inflitto, che ha portato il gol del pareggio con il cambio con Lo Buio al posto di D'Antoni, che però non è riuscito a levare questa palla dalla porta. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara, con Marretta in campo, Sgarlata, Mineo e Bongiovanni, quindi praticamente il quintetto iniziale è stato praticamente differenziato. Intanto inizia il secondo tempo con Leto Marchese rientrato in campo dopo 10 minuti fuori. Serio, Leto poi intercetta questa palla Sgarlata, autore del gol dell'1-0, del momentaneo 1-0, poi il pareggio di Leto. Chiama il pressing Mineo, poi avanza Leto, allo spazio per partire, Serio, tosta la palla al centro, poi si ferma, scivola, ma riesce comunque a servire il compagno. Leto libera Cottone, ottimo qui l'aggancio, Cottone, soltanto esterno della rete, ma che aggancio ha fatto qui Cottone con la suola, se l'è portata in una maniera impressionante, ha calciato poi col sinistro, ma soltanto l'esterno della rete gli ha negato la gioia del gol. Tutto molto bene il numero 10 col tacco Mineo molto elegante, poi il tocco di Sgarlata, Cottone non abbocca la finta e lascia allo Pipero il pallone, poi ancora Cottone e adesso riparte il Puntavoglia, che si trova, ricordiamo, con soltanto un punto in classifica. Cottone, Marchese per Leto, ancora Marchese, sempre Marchese, Cottone, ottimo l'aggancio, poi vuole il dribbling ma non abbocca qui Sgarlata, uno scontro che probabilmente vedremo per così tutta la partita. Poi Serio si complica la vita, anche l'ottimo intervento da parte di Bongiovanni che si posiziona nuovamente sulla sua fascia. Cottone, Leto non rischia, si è portato al compagno, poi si torna ancora dietro. Leto, Cottone, Marchese, Leto la controlla qui il Puntavoglia, poi il tocco su Cottone che scivola, e già in quella porzione di campo 2 volte sono scivolati, prima Serio, ora Cottone. Questa è una parte un po' sfortunata lì. Oh dai, meglio, dai Pippe, Bongiovanni, dai, poi puntare la porta, doppio passo, vede il compagno, poi Sgarlata, guarda e calcia, soltanto l'esterno della rete anche per lui e pareggia l'occasione di Cottone dopo 32 minuti di gioco. 2 minuti chiaramente nel secondo tempo, abbiamo già visto 2 occasioni, una per parte, una per il Puntavoglia con Cottone. Adesso Sgarlata vuole questa doppietta e ci ha provato. Leto, Serio, di più. Marchese appoggia e poi si inserisce. Cottone, il tocco su Sgarlata, poi mette una pezza. Marretta, sempre in anticipo il capitano con la maglia numero 5. Oggi insieme al Lupo sono i 2 unici centrali di ruolo, perché manca Vincenzo Rizzuto, squalificato all'altro, ancora. dopo l'espulsione dell'ultimo match contro il Resultata San Lorenzo. Marchese, la pressione, poi sbaglia il tocco qui, ottimo il lavoro da parte di Mineo e di Bongiovanni che hanno indotto l'avversario a sbagliare il suo pallone. Sarà quindi rimessa a terra e battuta molto velocemente. Bongiovanni fa vedere tutta la sua tecnica, si appoggia da Sgarlata che scarica sul compagno. Mineo la tiene, la palla comunque favorisce Sgarlata che vuole giocare in mezzo a 2, casca giù, calcio di punizione, grande giocata qui del numero 30 che fa vedere tutta la sua tecnica qui. Leto ha commesso un'irregolarità. Leto che è al momento l'unico giocatore insieme allo Pipero a non essere mai uscito dal campo. Questo anche a dimostrazione del fatto che sia un giocatore fondamentale per i suoi. Vertice basso, gioca infatti come centrale. Sarà quindi calcio di punizione. Vediamo qui inquadrato Marco Marretta, capitano, che guarda i compagni un po' destra e sinistra. Non sembrerebbe voler calciare verso la porta, ma vedremo se ci smentirà. Intanto lo stiamo inquadrando. Marretta, lo schema
per Bongiovanni, buono qui l'aggancio, destro-sinistro, classica giocata, poi si appoggia dietro dal compagno, Mineo, Marretta, lo spazio, ancora Sgarlata, finta col destro, poi cerca Mineo, che calcio di prima, tanta potenza ma becca in pieno il suo avversario, calcio d'angolo, azione importante ancora per il Palermo, Marretta, Bongiovanni, vuole alzare un po' il ritmo, poi sbaglia il tocco su Mineo, e intervento irregolare di Bongiovanni su Marchese che consente ai suoi di risalire, consente anche di acquisire un calcio di punizione importante, soprattutto per il conteggio dei falli. Cottone allarga molto bene, aggancio delizioso di Marchese che la difende. Poi il tocco con la testa di Bongiovanni e lo buio la blocca e riparte il Palermo. Intervento molto veemente da parte di Marchese, tutto regolare, poi anche la dirigenza del primo calcio a 5 dice addietro di gara ci fosse stato un fallo, ma non è dello stesso avviso. Cottone al centro, Leto lotta contro Sgarlata, sarà quindi rimessa laterale ancora una volta per il punta Puglia Bagheria, rimane quindi in zona offensiva, si appoggia dietro da Serio, pressione di Sgarlata, riesce comunque ad attirarlo fuori. Marchese, ecco Leto, quindi Marchese, Cottone, la giocata tra numeri 10 contro Bongiovanni, poi Serio, Marchese prova il pallone verso il compagno, l'imbucata sbagliata qui del punta Puglia Bagheria che regala quindi il possesso ai rosanero che ripartono con Vincenzo Sgarlato, te del gol. Allarga il gioco, Mineo danza sulla palla, solita giocata, poi ci ha riprovato qui Serio. Bongiovanni cerca il centro, Marretta, Mineo allarga il gioco molto bene da Bongiovanni che poi viene ancora una volta murato. Adesso hanno preso un po' le misure del numero 10. Sgarlata, Marretta, Mineo, Bongiovanni di prima ha cercato la giocata ed è fallo da parte di Leto. Intervento irregolare, calcio di punizione. Adesso questa è una punizione importante, non molto per la distanza, perché chiaramente la distanza sembra davvero proibitiva. Oh, ma anche qui parli sempre tu, padre! Il portiere lo piparo. Danilo, parli sempre tu, padre! Oh. Un parla tutto e parla sempre tu! E a te da qua non ti vuoi sentire più. In campo ci pensiamo noi. Ancora? Continui? Sarà calcio di punizione, dal punto di battuta c'è Mineo, si allontana Marretta, probabilmente tenteranno forse l'ennesimo schema. C'è Bongiovanni sul versante esterno, con Cottone comunque pronto a uscire. Leto al centro dell'area di rigore a fermare, o meglio cercare di fermare Sgarlata. Marretta, Mineo con l'esterno, Marretta, Bongiovanni di prima, Sgarlata con la punta, viene fermato da Marchese che fa veramente un grande lavoro sporco. Nonostante il ruolo sia quello di attaccante, gioca molto bene anche in fase difensiva. Sgarlata prova a giocare, lotta contro due avversari, poi si tocca la testa ancora una volta. Sgarlata sfortunatissimo, forse ha ricevuto un colpo chiaramente fortuito. Sarà quindi rimessa laterale per il Palermo, che chiaramente restituirà il possesso palla alla squadra ospite. Meglio il possesso, meglio il possesso. Infatti applausi. Serio, Cottone, Serio, Leto, centrale, Cottone, si gira in mezzo a due avversari, li tiene lontanissimo, con l'esterno poi si appoggia, Leto, con l'esterno cerca il compagno, prova a girarsi, poi Bongiovanni è sfortunato nel tocco, riesce comunque a essere lì Serio. Palla di ritorno per Marchese, la traversa, impressionante ancora una volta. Marchese si era smarcato benissimo come nel primo tempo, in quell'occasione era stato lo buio a negargli il gol e questa volta la traversa, ma si salva il Palermo Calcio a 5 che rischia tantissimo questi inserimenti centrali di Marchese. Poi Sgarlata con il tocco di petto ma sbaglia, Leto in anticipo, contropiede su un 2 contro 2, Sgarlata non riesce a tornare, poi il tocco di Leto che sbaglia contro Mineo, riparte il contropiede proprio con Vincenzo Sgarlata che punta la difesa, Mineo si appoggia, è un 3 contro 3, Mineo può calciare con la punta, viene spinto da dietro da Cottone, calcio di punizione ed è anche cartellino giallo per il numero 10, è intervenuto con troppa veemenza qui
Gioca da. Sarà calcio di punizione qui conquistato dal solito Fabio Mineo, che si allontana dalla battuta perché non batterà lui. C'è Marretta sul punto di battuta, ma soprattutto Bongiovanni. Marretta adesso si allontana e Bongiovanni probabilmente calcerà verso la porta. Oh, perché tentenni invece di spaccare la porta, non ci arrivi convinto. Ci arrivi mica, faccio gol o non faccio gol? Bongiovanni sta guardando attentamente la porta, guarda soprattutto il pallone, ovviamente vuole dire qualcosa a questo pallone, vuole indurlo ad entrare in porta. In barriera il solo Marchese con Mineo che va a costituire una doppia barriera, poi abbiamo Serio più distaccato e Leto e Cottone a difendere. Poi Bongiovanni, botta potentissima, la Marchese alla meglio, poi lo scontro fisico tra i due. Al centro, Andrea, al centro. Daricca appena entrato, posto di Sgarlata, lascia il possesso lì su Mineo, molto elegante come sempre. Marretta, Bongiovanni l'esterno, Mineo allo spazio, calcia e poi Bongiovanni dopo con la respinta e chiede immediatamente il cambio. Qui ottima la giocata da parte di Fabio Mineo che ha calciato col mancino, fatto esaltare il portiere Lo Piparo. Risultato sempre di 1-1, minuto 40 di gioco, manca ancora tantissimo, mancano circa 20 minuti. La fa Pipetto, o la fa Davide? Serio, Leto, Marchese, si torna ancora da Leto, pressing di Daricca, poi Cottone di prima sbaglia, un errore non da lui ma dovuto anche alla pressione di Mineo. Occhio da, è qua da. Batte Daricca, si appoggia dietro, Marretta, Andrea, centro, Andrea. Così da. il TV di Tuzzolino è entrato e lui al posto di Bongiovanni, poi Mineo. Mineo sbaglia il tocco, riparte il contropiede del puntavughe con Cottone che punta la difesa. Cottone la finta, vuole il sinistro, calcia! Un tiro che stava quasi per diventare un assist per l'inserimento di Serio, che però non ha creduto, e dentro con la maglia numero 9 Alfonso Adami, adesso l'artiglieria pesante del Palermo Calcio 5. Daricca, Tuzzolino, palla geniale, vede Adami al centro, Daricca! Era perfetto l'assist di Adami, gli è bastato un pallone a lui, poi Marretta in anticipo, Marretta di compagno Daricca, siede il portiere Daricca, Daricca ancora due volte, Daricca salta tutti per Adami col destro, la potenza! Ha toccato due palloni Adami da quando è entrato e stava per fare un assist e un gol, ingresso fondamentale per il Palermo Calcio 5 del numero 9. Poi Daricca in anticipo, ancora Adami, si appoggia saggiamente dietro da Marretta e poi Tuzzolino, adesso un quintetto molto importante per il Palermo, per Adami aveva tentato l'anticipo anche sul portiere, tantissima la voglia di Fofò Adami. Senza fallo! Poi Daricca recupera l'ennesimo pallone della sua partita, Daricca vuole puntare l'avversario, poi sbaglia contro Serio. La giochiamo, Paolo! Momento adesso favorevole per il Palermo Calcio 5, tutto il pubblico presente cerca di spingere i suoi ragazzi, di spingere i propri giocatori per questa vittoria. Sarebbe veramente molto molto importante, ma al momento il risultato è di 1-1. Daricca col tacco, Alfonso Adami di punta, Marretta, adesso ottimo il gioco, Tuzzolino può puntare la porta, Tuzzolino sul sinistro, calcia, deviazione di Leto ed è ancora una volta rimessa laterale. Daricca contro Cottone, la sfida. Dai, D'Andrea, si poli. Adami che si fa vedere al centro del campo, non lo serve, va da Tuzzolino, buono qui l'aggancio che cerca il compagno ma non lo trova. Poi Leto lotta contro Adami, ottimo qui Leto che è anche l'ultimo a toccare, sarà quindi rimessa laterale per il Palermo che rimane sempre in zona offensiva con Tuzzolino. Marretta di prima, Daricca. Uscita così. Vuole il centro, poi va sull'esterno, palla al centro per Adami che calcia di prima. Marcatura forse un po' troppo passiva da parte del puntavoglia Bagheria, che infatti adesso chiama saggiamente il time out per tentare anche un po' di riprendersi dal punto di vista mentale. I cambi di Adami ma anche soprattutto quello di Daricca hanno dato nuova linfa al Palermo Calcio 5 che adesso sta tentando il tutto per tutto con una formazione super offensiva. Nel frattempo facciamo vedere ai nostri schermi la panchina del puntavoglia Bagheria. Sta lasciando il campo Sgarlata, cercheremo di capire per quale motivo, forse non sta bene, ha ricevuto un
colpo alla testa, infatti sta toccando proprio il cranio. Probabilmente non sarà ancora al 100% l'autore del gol dell'1-0, che infatti lascia il campo, e adesso una partita importante per il Palermo, che comunque può vantare, può sicuramente contare su gente come Taricca, che non ha giocato tantissimi minuti, e adesso in questo secondo tempo, presumiamo in questi ultimi 15 minuti di gioco, come possa dire la sua, quelle tante energie che comunque ancora è in campo. Direttore di gara che infatti chiama le due squadre a ritornare in campo, rimangono tutti dentro, Marretta, Tuzzolino, Taricca e Adami. Anche dall'altra parte nessun cambio, perché c'è sempre l'oviparo delle pali, Leto, Cottone, Serio e Marchese lì davanti. Cottone, tunne su Tuzzolino, Leto col sinistro, Marretta chiude. Ottima lettura difensiva, ma la palla non è terminata fuori, termina adesso. Contropiede, velocissimo, palla per Adami, anticipato da Cottone. Qui Adami si dispera, sa che questa occasione sarebbe potuta essere importante. Poi Tuzzolino lo piparo, la blocca. Ci ha provato e ha fatto benissimo qui il laterale, maglia numero 6. Serio, la tocca da Ricca. Poi Tuzzolino lascia con l'esterno lì, da Ricca. Può puntare la porta, Tuzzolino cerca il centro, Adami! Non può mai sbagliare uno come lui! Alfonso Adami, il gol ce l'ha nel sangue! Abbraccia tutti i compagni, risultato di 2-1, meritatissimo per il Palermo Calcio a 5. Sono bastati veramente pochissimi palloni per un giocatore come Alfonso Adami per trovare la via del gol, rientra all'infortunio e fa subito quello che gli viene meglio nella vita, ovvero fare gol. Pallone geniale di Taricca comunque. Leto per Cottone, adesso si mette molto complicata qui. Poi Leto viene portato all'esterno da Marretta, che lotta con tutta la forza in corpo. Sarà quindi rimessa laterale comunque per la squadra ospite. Ma cambia la rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato proprio di Cottone. Cambio di gioco, Taricca, gancio delizioso del numero 21 che adesso può puntare la difesa. Taricca, c'è Adami che si fa vedere, non lo serve, va dietro da Marretta. Tuzzolino, non ci arriva Adami. Veloce. Ottimo l'anticipo, Marretta, sempre uno dei migliori in campo, anche oggi, come sempre il capitano. Non molla veramente mai. Taricca per Adami, buono qui l'aggancio contro Leto, poi Martinez con personalità, ragazzo, classe 2007. Passaggio rischioso, Leto fronteggia Adami. Cottone cambia tutto, palla geniale per il compagno che cerca di metterla giù, ma deve fare i conti con l'ottimo intervento difensivo da parte del Palermo. Sarà corner. Leto si appoggia, Cottone e si alza ancora la palla, si appoggia male perché Adami lotta, il guerriero qui, come un guerriero Alfonso Adami. Guadagna la rimessa laterale, gli applausi da parte della panchina, ma anche e soprattutto del pubblico presente. Tuzzolino, ottimo qui, aveva provato un aggancio impressionante, Adami non ci è riuscito. Poi la difende Marretta e adesso minuto 48 di gioco, mancano 12 minuti, lascia il campo Adami, entra il giovane russo. Ma nel frattempo il gioco è stata fischiata un'irregolarità, fallo in diretto, quindi calcio di punizione in 2 per i secondi probabilmente. C'è Cottone, vediamo anche Leto, Marchese, più lontano invece il giovane Martinez, ma con Cottone in campo e Leto ovviamente la scelta è facile. Mega barriera con Taricca, Marretta, Russo e anche Tuzzolino, tutti a difesa del portierone Lobuio, Paolo Lobuio.
Sarà calcio di punizione, c'è Leto pronto a battere con Cottone che invece toccherà. La tocca il sinistro, cade da terra. Ci ha provato, ma l'ottima barriera rosanero riesce a sventare l'occasione. Marchese alza la palla, poi allontana Tuzzolino, lascia lì il pallone per Daricca. C'è la sola posizione da parte di Russo, non lo serve Daricca, vuole il centro del campo, sbaglia il dribbling ma torna anche dietro da Marretta. Tuzzolino, Marretta, anticipato da Ricca, ottimo intervento di Leto che salta pure Marretta, che spende il fallo, e invece no, perché l'intervento è stato falloso su Marretta, è stato spinto dagli avversari. Quinto fallo, e dal prossimo sarà tiro libero per il Palermo Calcio a 5. Ovviamente vedremo tanti dribbling, vedremo. Giusti sono, Andrea. È 5-1, signore. 5. Sarà ancora possesso rosanero con Marretta sul punto di battuta. Vediamo se cercherà la giocata o invece resterà col possesso lì. Cioè la seconda occasione. Russo allo spazio, lotta e poi cambia tutto benissimo per Daricca che può puntare l'avversario, va sul sinistro, Daricca! E poi il tocco di Tuzzolino sotto porta, perfetto, 3-1, la solita giocata di Daricca, punta per andare verso il centro, frega tutti, frega soprattutto il difensore perché va sul sinistro, caccia verso la porta con potenza e poi il tocco sotto porta da parte di Tuzzolino, forse con la spalla, forse con la testa, non si è capito molto bene, gli avversari chiedono un tocco di mano, ma detto di gara dice di no, perché il tocco di Tuzzolino è regolarissimo. Nel frattempo cartellino giallo per Leto che si è andato a lamentare col dietro di gara. Signore, lei non l'ha visto, ma col braccio segna, è con la testa. Mi ha detto che è sicuro che la prende con la spalla, basta. Che non la vede, ci può stare. Ma dici che è sicuro, mi ha detto che Si attende soltanto il fischio per ripartire con il 3-1, il tocco Martinez. Tocca male, poi Leto, appena ammonito. Cottone si complica la vita, riesce anche a passare sul rosso. Cottone vede il compagno, Martinez palla al secondo palo per Marchese. Era una grandissima idea quella di Martinez, aveva cercato Marchese che però non è arrivato con il tempismo corretto. Poi il russo col tacco, Daricca, Cottone non molla, è entrato a primo tempo, non è più uscito il numero 10. Lui che di partite importanti ne ha veramente giocate. Ricordiamo anche in Serie B con il Canicattì. Cottone può puntare, serve invece il compagno Leto che vede al centro il compagno, il gol di Marchese, batte lo buio, buca il portiere, fa il gol del 3-2, minuto 51, grande azione con il dialogo, l'asse tra Cottone e Leto, palla al secondo palo e Marchese fa il gol più semplice forse della sua carriera perché era veramente la posizione ottimale, buca lo buio, fa il gol del 3-2 e la partita adesso è viva più che mai. Daricca centrale, Russo, aggancio non ottimale ma riesce comunque a passare, poi il Russo col sinistro calcia ma viene fermato, poi Cottone con il no look di tacco forse addirittura, poi screzzita tra Leto e Daricca. Sarà rimessa al laterale. Martinez, Cottone, Calmo, Tizzo. Marchese, autore del gol del 3-2. Leto con l'esterno si appoggia sul compagno, poi Cottone, l'appoggio sempre di Leto che poi così sta provando ad alzare questa palla. Daricca, fa tutto bene Daricca, la tiene, intervento di Leto. Oh, ma se si mette così è fallo. Stai Davide, stai di fe. Sarà ancora rimessa laterale per il Palermo Calcio a 5, adesso un po' schiacciato dal puntabucchio che invece ha alzato il proprio baricentro con la pressione molto alta. Poi il Russo, ma i secondi sono stati ancora una volta superati. Martinez, Leto, Cottone, palla al centro, ancora per Martinez il giovane, viene fermato dall'ottimo raddoppio prima di Marretta, poi Tuzzolino e si riparte dallo buio. Adesso Tuzzolino, Marretta, minuto 54 di gioco, manca veramente pochissimo, 6 minuti di gioco, sbaglia il Rosso, poi il tunnel di Cottone, il recupero di Tuzzolino, Daricca può partire in velocità, Daricca punta Cottone che però
Sa che è una decisione abbastanza importante da prendere quella per saltare un giocatore come Cottone, difatti torna saggiamente dietro. Andrea, ora Andrea! Vieni. Leto per Marchese. Così si appoggia. Andrea, che cazzo, però? Cottone. Ma come si fa? Leto. Ma dici come sbellare? Cottone. Centrale, ottimo qui l'aggancio di Leto, poi Martinez non ci crede. Sarà quindi rimessa laterale. Vieni, ora. Con il gioco che al momento è fermo perché è rimasto a terra Capitan Marretta. Fuori intanto Marchese, dentro con la maglia numero 8 Giordano. Un cambio in avanti per la squadra del Puntavuglia Bagheria, che al momento, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante, al minuto 55, quindi a 5 minuti alla fine, si trova sotto di un gol, ma ha comunque giocato una grande partita e probabilmente ci aspettiamo un forcing forse nei minuti finali. Nel frattempo anche lo Buio si sta avvicinando verso la panchina, ma non chiede il cambio. Invece è pronto ad entrare Lupo perché subentrerà al posto di Capitan Marretta in questi ultimi minuti finali, forse per dare anche un po' di linfa, un po' di forze fresche. Infatti si posiziona al centro della difesa. Leto. Attacco secondo. Cottone. Centralmente si prova a girare Giordano, poi il tocco Cottone, Leto allarga col mancino, vede il compagno Giordano, palla al centro, viene murato ancora Giordano col sinistro, prima col destro, poi col sinistro, non trova la porta. Adesso sarà time out chiesto dalle Puntavuglia Bagheria, che adesso si trova sotto, ricordiamo, di un gol. Chi si fosse difensato in questo istante, la partita al momento sorride ai rosanero, ma mancano 4 minuti di gioco. C'è tutto il tempo per poter ribaltare il match. Squadra di Lo Piccolo deve cercare invece di non concedere nulla dal punto di vista difensivo. Squadra come il Puntavuglia comunque ha fatto vedere grandi giocate su tutte. Il gol del 3-2 di Marchese è un'azione corale di squadra, ha portato infatti il gol a secondo palo, come recita il calcio a 5. Gol a secondo palo fatto anche dal Palermo calcio a 5 perché 2 volte Da Ricca sulla fascia sinistra ha fatto la sua solita giocata, destro sinistro, va sul sinistro, calcia con potenza, prima trova Dana, seconda volta trova invece Tuzzolino, ma comunque in entrambi i casi ha trovato il gol perché il risultato è andato addirittura sul 3-1, poi la riaperta Marchese con un gol sotto porta. Adesso manca veramente pochissimo, il Palermo calcio intanto rientra in campo, nessun cambio perché c'è sempre Lupo, Lo Buio, Tuzzolino, Da Ricca, e invece rientra in campo Mineo che si posiziona in versione pivot, quindi niente Alfonso Adamo che resta in panchina. Da Ricca, Mineo, la difende molto bene, poi Da Ricca in velocità, lo strappo tecnico, Da Ricca guarda la porta, Da Ricca, lo pipano 2 volte, qui si è divorato il gol di Vincenzo Da Ricca, ma grande azione, grande strappo di tecnica da parte del numero 21, ma grande lavoro anche di Mineo perché comunque ha tenuto una palla impressionante. Martinez, poi con la punta Mineo, intercettata la palla su Mineo. Giordano, Cottone, tocco morbido, sbaglia il passaggio, poi Mineo prova ad andare avanti, Mineo si complica un po' la vita ma riesce comunque a passare, poi Cottone non rischia, serve Leto, lo insegue Da Ricca, scontro adesso fisico tra i due, poi Martinez la tiene in campo, il giovane prova la giocata sublime ma sbaglia tutto, poi perfetto, qui Tuzzolino che esce dalla pressione molto bene, c'è il secondo palo Da Ricca, cerca il compagno ma non lo trova, trova invece la deviazione e ottiene calcio d'angolo. 1-1, salvo che dietro. Ora sta, è uno schema, Lupo, Mineo, ora, chi c'è? Da Ricca, Dai più tu. Aspetta, vieni. possesso palla per il Palermo calcio a 5 che vuole questa vittoria, la vede avvicinarsi sempre di più, ma deve soprattutto difendere con i denti. Sull'assalto del Puntavuglia, Mineo è un 3 contro 2, vede il compagno, lo osserva adesso, Lupo, guarda i compagni al centro, Lupo calcia, Lupo con la punta, lo pipano, chiude nuovamente questa porta, c'era Fabio Mineo pronto a rimorchio a calciare verso la porta, non è stato servito. Mineo prova a girarsi con tutti gli avversari, riesce comunque a passarla, Da Ricca di prima, Lupo, Da Ricca, centrale,
il tocco verso Mineo, ottiene comunque rimessa laterale e fuori dal campo Leto, dentro Crivello con la maglia numero 4, è uscito per la prima volta la partita Leto, al minuto 59, quindi ha giocato 59 minuti. Poi sbaglia Daricca, intercetta Martinez che ringrazia Martinez, chiude Tuzzolino, poi il destro di Crivello appena entrato, ci ha provato subito, il mio è entrato, calcio d'angolo, sarà forcing finale assedio del Punta Puglia Bagheria, mancano 30 secondi ma probabilmente ci sarà anche qualcosa in più. Cottone la difende sull'assalto di Daricca, poi chiude Tuzzolino, la tocca Martinez ma la blocca lo buio. Lupo, Daricca, la giocata di Daricca, una bocca Cottone, poi due volte ancora Daricca, la meglio Daricca può puntare la porta, guarda il portiere con la faccia addirittura lo pipano, impressionante sulla strapotenza fisica da parte invece del giocatore con la maglia numero 21 rosanero, è rimasto in piedi con la faccia, si è immolato, impressionante. Tanto Martinez, il gioco si ferma un attimo per consentire al minuto 60 l'intervento dello staff, poi anche il cenno di Daricca, andare a vedere come sta il portiere. Un grande gesto quello del giocatore con la maglia numero 21 che ha calciato verso la porta, quasi in botta sicura, non aveva fatto i conti invece col portiere che ha fatto una parata impressionante. Manca veramente pochissimo, si attende soltanto delle informazioni da parte del direttore di gara col pallone che verrà restituito a Mineo, che probabilmente forse la restituirà, vediamo, che la palla era terminata in out. Dai, ora vieni. Cioè, ricominci senza portiere. Non ho mai sentito io cosa. Il gioco al momento è fermo, il gioco deve ripartire con Mineo che restituirà la palla. La restituisce adesso ed è il quinto uomo con Leto che dopo essere uscito rientra in campo, quinto uomo per gli ultimi istanti di match. Cottone, Crivello, vede a sinistra il compagno, palla al centro, poi lo buio, la tocca e fa ripartire Mineo che calcia verso la porta. Cottone si immola col proprio corpo sulla conclusione di Mineo, con la punta forse aveva calciato, se abbiamo visto bene. Crivello, si torna lì, ancora lui, il numero 4, cambia tutto, Cottone, può calciare, vediamo se ci prova. Crivello, la gancia col destro, si torna sempre da Cottone che calcia questa volta e prende nel pieno petto Fabio Mineo. Palermo che sta tentando di difendere con i denti, con gli artigli questa partita, sbaglia qui l'aggancio. Serio col numero 24, poi Daricca che finta sul Serio, ha boccato con l'esterno, poi Mineo in 3 contro 2, c'è dall'altra parte Tuzzolino che punta, non è come grande Daricca, la cazione manca veramente pochissimo alla fine del match. Crivello, Cottone, probabilmente l'ultima azione di questa partita. Crivello ancora, si difende il Palermo, viene servito Giordano, palla ancora di ritorno, Crivello, l'aggancio, allarga il gioco, Cottone, vede al centro i compagni e il pareggio improvviso da parte di Giordano, 3-3, incredibile, forse all'ultima azione la recupera, la riprende qui Giordano che era stato lasciato solissimo da tutti i suoi avversari del Palermo Calcio a 5 che non l'hanno tenuto a secondo palo. 3-3, Mineo, Lupo c'è ancora tempo e invece no, perché termina la partita 3-3 risultato, secondo pareggio consecutivo per il Punta Puglia Bagheria, occasione persa invece per il Palermo Calcio a 5 che rimane a quota, adesso va a quota 5 punti. Tanta delusione per gli uomini di Lo Piccolo, infatti salutano i loro avversari ma con tanta delusione per il pareggio regalato praticamente negli ultimi istanti di match. Qui da Marco Gendus è tutto, alla prossima.